Scatman's World. Comandante veneziano, siamo su MotoGP con la carriera con Valentino Rossi aspettando MotoGP 16, poi pole position Comendiana alla grande in una gara comunque favorevole, nel senso è favorevole al 90%, ecco, sapete che ci sono le percentuali Comendiana, comunque gran tempo, ho massacrato Marquez sotto il diluvio, se c'è il sole però con condizioni di insomma il tracciato è bagnato. Andiamo ragazzi, si parte subito a ecco, subito partenza veramente di merda, proprio ho sbagliato in pienus la partenza. Adesso non è bello da primi finire così alle mani, soprattutto nella prima curva del primo giro. Ecco, è un po' paura, cazzo, come ecco un tutorial su come non partire con fisica reale in condizioni così di pista, va porca. Allora, Iannone. Mi sono proprio bloccato, non capisco. C'è un po' il crampo. Il braccino corto del tennista, il crampo del tennista. La paura di sbagliare. Senza di merda, oh. Mosso cazzi, è duro recuperare. Per carità, non è la super favorevole, però almeno secondo di solito. Stiamo prendendo un po' di punti, Vabbè, ma con ancora 7 giri fortunatamente, insomma con più giri e più tempo. Poi io vengo fuori la distanza. Questo è un buon sorpasso su Espargarò. Siamo della caccia di camomilla. Vai come a caccia di camomilla. E anche Dovizioso lì in mezzo che può aiutarmi, dai Dovi. Che il primo giro sta andando. Ok, sono anche abituato qua a MXGP. Casino. Partenza veramente negativa di Valentino. Un po' il fastest lap di Marquez. No? Che brutto errore qua. Per poco mi massacravo con Pedrosa. Un po' nervoso, vale, un po' nervoso. Botteti di interno, bellissimo questo, gran sorpassone, gran sorpasso di Valentino. E siamo nella top 4. Guardate il Dovi, tiene il passo il Dovi, bravo Dovi. Cerca di rompere i coglioni al magnifico e a Marchetto Marquez. Qua avete staccato, cioè ha frenato 10 anni prima purtroppo. La partenza veramente ha influito molto, cazzo. Porca la mignottona. Dopo gli errori comendiani ci stanno. Però siamo là, se dobbiamo stare tranquilli. Se stiamo tranquilli, superiamo sti tre merdosi perché sono tutti quanti qua. Sono tutti qua. Supero 1 e supero 3. Bella lotta veramente alle Bangara, superba, veramente mi piace tanto questa gara, no? Kuma ste robe. Qua ho perso un po'. Ma rischio anche di cadere. Relax vecchio, dai. Ancora 4 giri, cazzo. Ho sempre le cose che se ne supero uno li posso superare tutti e tre. Perché nessuno riesce a fare l'andatura, tutti là siamo. Devo solo trovare l'attimo fuggente. E poi si asciuga anche la pista, andiamo meglio. Per quanto sono riuscito a fare la pole in condizioni di pioggia. Dai cazzo, dai. Sicuramente la chicane è il mio punto forte, La chicane recupero tanto.
possiamo arrivare ai quarti qua però, eh. Dai, cazzo, dai. Concentration, concentration assoluta. Che la parte finale del tracciato è sicuramente la mia parte migliore. Guarda come... Guarda, Dovizioso mi sta gasando però, eh. Ok, perfetto. Siamo qua, siamo tutti qua, raga. Siamo tutti qua, gara strepitosa, veramente possono vincere tutti. Il Dovi addirittura prima. E può portare via punti importanti. I miei due avversari principali. Adesso sbaglio qua. Giro record di Rossi, però non riesco a fare un giro completamente pulito. Che ho il passo per vincere. La paura che mi frena, un po'. Perché ho tanti giri e mi... Paura delle gomme, è dura. È dura. Quella pista ormai è veramente asciutta in tanti punti. L'acuto serve, l'acuto. Questa è una curva presa veramente alla cazzo. Vai. Per la nostra curva che si nascica, insomma, la curva... L'acume curva. Siamo vicinissimi adesso. No! Qua è un rischio brutto, è un rischio brutto. È un rischio brutto, mamma mia. Eravamo in tre, ci può stare, veramente un rischio veramente bruttino. Alla fine è Dovizioso che ha colpito Lorenzo. So quando sei vicini, Fioese è dura, mamma mia. Che duelli, madonna, che duelli. Duelli veramente pesanti. Abbiamo Marchetto Marquez da superare. C'è Marchetto. Lo sto collezionando secondi posti, devo superarlo Marquez. Ho il passo per superarlo, dai, cazzo che ho il passo. Il passo c'è, solo che basta un attimo, abbiamo visto qua un duello con Dovizioso e Lorenzo. Maiorchino ha avuto la peggio. Dai, cacchio. Dovizioso è sempre là. Questa è brutta. Mamma mia. Ho dovuto farlo, se no mi ammazzavo io e anche Marquez. Sì, ero troppo aggressivo. Troppo aggressivo. Crazy Kuma, il The Crazy. La sua forma più pazza. Perché ho ancora 2 giri. In quella curva ce la posso fare superare, dai. Lorenzo è quinto, comunque ha perso poco e per fortuna da quell'incidente là con il Dovi. Bello mondiale combattuto. Qua ho rischiato tanto, e qua perdo anche tanto. Riusciamo a fare la prestazione. Attenzione, Dovizioso sta rientrando il Dovi, Questa lotta può favorire anche il rientro di Camomillo e il Magnifico. Tutto ancora da decidere, Fio, in questa gara bellissima Le Mans. Quando arrivo secondo poi mi viene il braccino. Veramente se beccavo Marquez penso che distruggevo anche la moto, C'è andata veramente di culo. Le gomme però... Le gomme sono positive, cazzo. Finalmente una cosa buona.
Qua vado proprio sparato. Ok, l'obiettivo è arrivare vicini a questa curva nell'ultimo giro, dai. Dai che ne ho, dai, adesso, adesso vi prometto il giro incredibile, vinciamo oggi. Ma perché? Ma perché? Ste sbandate della minchia proprio. Ragazzi, prometto un grande giro finale, se vedi caduta. Eccoci qua. Calma, questa sicuramente non posso superare in queste curve che sono le curve più insidiose secondo me. Dai, provaci Rossi, non possiamo arrivare ancora a secondi così come a Austin e a Jerez. Qua ne ho tanto, qua recupero sempre traversone come indiano. E Vale ci prova, e Vale ci prova. Era per non buttarlo giù, ho dovuto frenare tanto. Cazzo. Mamma mia che lotta, che lotta, che lotta. Che lotta però signori, quanto ci stiamo divertendo, fiori. Ho paura di colpirlo, però ho troppa paura di colpirlo, ragazzi, non voglio. E vado anche a strasbagliare l'ultimo. Ah. Proprio nell'ultimo giro, quello più importante, vado a sbagliare. Incredibile, non ho parole. Ennesimo secondo posto. Terzo secondo posto in 5 gare. Una vittoria e una schifezza argentina, vabbè. Vabbè ragazzi, ancora secondo posto. Siamo... Vabbè, dai, buon secondo posto. Siamo abbonati ai secondi posti. Sto mondo non è mai successo una roba del genere. Però adesso cominciano le gare favorevoli, quelle veramente favorevoli. Tra breve la regia ci porterà al parco chiuso. Vediamo la classifica. Siamo a meno 13, a meno 10. Dai, però siamo un bel mondiale. Beh, mi piace, mi gasa sto mondiale. Mi gasa. Ok. Vabbè, chi se ne frega. Ok, raga, ho saluto il comandante veneziano. La prossima gara mi sembra Catalogna. Torneremo alla vittoria, assolutamente. Però intanto sui secondi posti fanno morale. 13 punti da il magnifico. Ciao!